Buonasera e ben trovati qui al Dorando Aperti del quartiere Varignano per la settima giornata del girone C di campionato di A2. Questa sera i ragazzi di Mirko Bertolucci affronteranno i cugini del SPV Hockey Viareggio. È un Pumas ancora reduce da un agevole 3-1 con il Prato. Erano passati in vantaggio i padroni di casa, poi ristabilita la parità si è disputata una partita decisamente ben gestita dai ragazzi Mirko Bertolucci, che hanno chiuso sul 3-1. Passiamo ora alle formazioni. Intanto io sono Paolo Lazzarini, alla regia Luis Carrieri. Le formazioni, dicevamo: per la Pumas, Thomas McKinney in porta, Filippo Cardelli, Matteo Marchetti, Simone Bigatti, Oscar Alberto Mora Paceco, Giovanni Pesavento, Nicola Spezzini, Francesco Carrieri, Giuseppe Olivieri, Gabriel Daltorione secondo portiere, allenatore Mirko Bertolucci. Per la SPV, Filippo Poletti portiere, Brando Del Medico, Mattia Spagnuolo, Jonas Cinquini, Francesco Poletti, Matteo Bicicchi, Cristian Tomei, Lorenzo Cortesi, Riccardo Biancucci, Jacopo Mascherpa, Alessandro Martini, allenatore. Tutto pronto dunque per le ultime indicazioni di rito dei rispettivi tecnici. Arbitro della serata Toti di Salerno, assistito dal viareggino Lucifero al banco. L'ultimo urlo dei ragazzi di Mirko Bertolucci, e vedremo ora quali starting five schiereranno le rispettive squadre. Quello della SPV l'abbiamo già: Poletti in porta, Cortesi, Cinquini, Poletti e Bicicchi. Per la Pumas, Pezzini, Oscar Mora, il solito Thomas McKinney in porta, Marchetti e Carrieri. Palla già al centro, alla battuta un cartellinato della Pumas, Jonas Cinquini, che per questa stagione ha cambiato casacca, è passato nelle fila dei cugini dell'SPV. Cinquini per Cortesi, Cortesi di sponda ancora a cercare Cinquini, non aggancia, recupera la pallina Marchetti. Oscar Mora sulla destra, in profondità per Carrieri. Carrieri alza la testa, poi cerca un compagno libero, trova ancora in Oscar Mora nella propria metà pista. Prosegue sulla destra, Oscar Mora, serve una mano Carrieri schierato dietro porta, e poi recuperare la pallina Portesi, che cerca di lanciare il numero 12 Poletti a testa e buca nel set dalla parte della stecca l'ex compagno di squadra Thomas McKinney. Bellissima esecuzione di Poletti, sangue freddo e pallina a togliere la ragnatela alla destra di Thomas McKinney. Doccia fredda per la Pumas ancora, che parte sotto di 1-0 a soli 36 secondi dall'inizio del match. Pezzini apre per Marchetti sulla sinistra, ancora Pezzini, Marchetti sulla destra, porta il blocco Pezzini, lo sfrutta Marchetti, cerca di andare al tiro, fa inversione, poi scambia ancora in profondità con Carrieri sulla sinistra, che risale. Tanto Oscar Mora va a ricevere sulla destra, scambia all'angolo con Pezzini. Pezzini alza la testa, non ci sta il filtrante, quindi un retropassaggio a dare respiro alla manovra per la discesa di Carrieri. Poi Oscar Mora si gira e scheggia il palo esterno, ma faceva buona guardia Poletti comunque. Cortesi intanto porta palla per la Pumas, serie di finte, guarda se si sta il filtrante, lo trova ottimamente in Jonas Cinquini, che non riesce a concludere a rete, spizza la pallina ma è impreciso il suo tocco.
Tanto Mora in profondità per Carrieri, Marchetti sulla destra, va in forcing, si accentra, poi prosegue sulla destra ancora, appoggia nel retroporta per Nicola Spezzini, poi Mora nella profondità pista, incerto nel controllo, scambia con Pezzini ma anticipa ottimamente Jonas Cinquini, è molto alta in questa fase e pressante la difesa dell'SPV. Intanto Poletti se ne va sulla sinistra, porta a spasso due avversari ma è fermato irregolarmente, si tratta di un fallo tecnico, non di squadra. Poletti per Cortesi sbaglia l'appoggio e non riesce a ripartire Carrieri che cade, ancora Cortesi alza la testa, guarda se ci sta un filtrante, poi porta a spasso la difesa della Pumas, cerca in profondità Jonas Cinquini ma il suggerimento è deviato, riparte Marchetti che apre per Oscar Mora sulla destra, ancora Marchetti, serie di finte, sfrutta il blocco di Mora, poi appoggia Pezzini, è molto chiusa la difesa dell'SPV, solo un palo esterno praticamente telefonato, siglato da Oscar Mora per ora per la Pumas, e un tiro e una rete di Poletti, ex Pumas, che stanno all'SPV a soli 36 secondi dall'inizio del match. Tanto Marchetti apre per Mora sulla sinistra, Mora va in forcing, non ci sta il tiro, gira nel retroporta, subisce la deviazione esterna, lamenta dalla panchina un tocco fuori dall'area di rigore da parte del portiere Mirko Bertolucci. Tanto Poletti pressato, Poletti se ne va sulla destra, cerca in profondità Bicicchi, lo trova di sponda, anticipa Carrieri, poi ancora Bicicchi cerca il tiro in girata, riparte Carrieri cerca l'appoggio filtrante per Pezzini, buona l'idea ma fa buona guardia alla difesa della SPV. Cortesi sulla sinistra intanto si accentra, apre per Bicicchi sulla destra, poi ancora Cortesi, cioè va in dai e vai con Bicicchi, anzi con 5, poi sbaglia il filtrante. Tanto Mora in discesa a velocità siderale, perde la pallina, riparte Bicicchi, ragiona Bicicchi e poi sbaglia l'appoggio e trova un Oscar Mora in perfetto anticipo sulla pallina. Carrieri si ferma nel retroporta, Carrieri attende la discesa di un compagno, vediamo se deciderà per un filtrante o se risale, se non ci sono soluzioni infatti risale, retropassaggio a dare respiro alla manovra per Oscar Mora, sta affilata deviata, non controlla Carrieri, riparte intanto la SPV con Poletti per Bicicchi, ancora Cortesi nella propria metà pista, filtrante per Poletti, pressato da Carrieri e poi raddoppio Mora, poi subisse fallo di squadra Carrieri. Marchetti in profondità per Carrieri risale, appoggia Marchetti, forcing di Marchetti, va a cercare il tiro diagonale parato con agilità da Poletti, nessun problema, poi questo filtrante a cercare in profondità Pezzini che non riesce a controllare il lancio molto veloce. Ancora Marchetti, Oscar Mora per Carrieri, ancora dai e vai con Oscar Mora che si ferma nel retroporta, alza la testa, tanto c'è un blocco che non è sfruttato, quindi non ci sono soluzioni per Oscar Mora che fa ancora possesso, cerca di sorprendere la difesa con questo appoggio a Carrieri che non si fa trovare sulla linea di passaggio. Mora 8 secondi anzi alla fine dell'azione, poi c'è questo tiro deviato di Marchetti e la pallina non aveva cambiato possesso, quindi infrazione di antigioco
si riparte con una punizione di seconda per l'SPV sulla battuta Jonas Cinquini. Chiede la distanza a Toti, Poletti risponda, trova l'arbitro, poi l'arbitro decide di ripartire per questa deviazione. Ancora Poletti incerto nello stop, poi riesce in qualche modo a girare nel retroporta, serve nella propria metà pista Cortesi cerca un lancio, trova Cinquini dopo la deviazione, non riesce a girarsi e a tirare, fortunatamente per la Pumas Jonas Cinquini. Mora intanto sulla destra, in profondità per Carrieri alza la testa, cerca l'azione personale, va a fermarsi nel retroporta, appoggia Marchetti che risale, poi ancora dai e vai con Carrieri e poi traversa, tiro secco e preciso, è stata questione di centimetri, bellissima esecuzione di Marchetti, tanto bellissimo questo filtrante per il taglio di Mora che ha cercato di deviare una mano di rovescio, non è riuscito a impattare la pallina a dovere. Cortesi intanto, pallina vagante, chiuso Cortesi da Pezzini che riparte per i suoi, poi decide di ragionare Marchetti. Mora sfrutta il blocco irregolare, giustamente blocco il movimento, se non ci sta bisognerebbe rinunciare a un certo punto a portare il blocco se si arriva troppo in ritardo, se no è fallo, è evidente l'infrazione. Poletti in forza, staffilata e ancora un diagonale che sorprende McKinney, diagonale potente, ma la visuale comunque era abbastanza libera, non se l'aspettava Thomas McKinney, non si aspettava questa esecuzione, sicuramente di ottima fattura, ma da lunga distanza non l'ha vista partire. Tant'è, 2-0, parziale fuori da ogni pronostico, un 2-0 per l'SPV a soli 7 minuti e 30 secondi dall'inizio del match. Carrieri sulla sinistra, tra l'altro c'è stata una traversa, la Puma sembrava più viva in questi ultimi minuti, proprio nel momento che sembrava positivo per i ragazzi di Mirko Bertolucci. È arrivata questa seconda doccia fredda, ma la partita è ancora lunga, vedremo. Intanto è entrato Olivieri nelle file della Pumas, l'imponente attaccante gareggino di origini colombiane. Ancora Olivieri per Pezzini nella propria metà pista, serie di finte, serve dopo il pick and roll Oscar Mora, bellissimo blocco e taglio di Mora che non è andato al tiro, purtroppo aveva un'autostrada, ha cincischiato con la pallina. Tanto Olivieri per Carrieri, guarda se ci sta il filtrante, decide di ragionare nel retroporta, esce ancora sempre a testa alta e pallina incollata alla stecca per questo ragazzo che ha servito Olivieri, che non è riuscito a concludere con incisività a rete. Poi Cinquini cerca di lanciare Cortesi ma il compagno non aggancia. Apertura per Mora schierato sulla sinistra, ancora poi Pezzini sulla destra, Carrieri, serie di finte e filtrante di prima intenzione deviato da Cortesi. Poi Poletti, chiedono pressing dalla panchina della Pumas. Mora imposta per i suoi, apre per Pezzini sulla destra anzi, scusate. Poi Olivieri all'angolo, risale, appoggia Mora, staffilata di Mora a cercare la deviazione di Carrieri e la pallina si va a stampare sui gambali di Poletti. E primo time out, un 2-0
fuori da ogni pronostico, visto anche le posizioni di classifica. Un palo esterno e una traversa per la Pumas in qua, che ha prodotto non un grande volume di occasioni da rete, ma che comunque si è fatta più viva negli ultimi minuti rispetto al break iniziale, che l'ha vista soffrire nei primi 5. Buona comunque la fase difensiva dell'SPV, che ha tutto sommato, visto anche le differenze di organico, lasciato pochi spazi sin qua ai ragazzi di Mirko Bertolucci. Probabilmente hanno trovato un po' la quadra i cugini dell'SPV dopo la sconfitta di larga misura subita nella partita di andata. Tanto un ingaggio a 2. Pesavento, neo entrato, imposta per i suoi Giovanni, sta affilata dalla posizione centrale, recupera la pallina Carrieri, ancora Giovanni Pesavento, opre per Mora, si incrocia con lo stesso Mora, prosegue sulla destra e poi c'è questo filtrante per Olivieri che ha spizzato ma non in direzione della porta, poi percussione di Poletti che richiama il fallo, poteva starci, decide per il nulla di fatto l'arbitro Totti di Salerno. Poi in profondità Pesavento per Olivieri, pressato all'angolo, risale, pressato da Cortesi, poi Pesavento nella propria pista e si incrocia con Mora che va nel retroporta, pressato a sua volta da Jonas Cinquini, gioca una mano Mora e commette fallo. Poletti, lancio in profondità a cercare i bicicchi, ma capisce tutto Carrieri, riparte in velocità siderale Carrieri, poi si insinua nelle mani della difesa dell'SPV e fa questo rasoterra accompagnato, più che un rasoterra era un'altezza di 20 cm, tiro che poteva essere insidiosissimo a quell'altezza se avesse trovato lo specchio, è uscito di una ventina di centimetri. Bellissimo l'ultimo gancio e la conclusione accompagnata di Carrieri, dotato di una tecnica eccezionale che pochi giocatori di Serie A hanno, forse nessuno. Cortesi lancia in profondità a Bicicchi che lascia rimbalzare la pallina dalla sponda e poi va a commettere fallo su Carrieri. Ancora time out chiesto dalla panchina dell'SPV. Situazione falli, 2 falli per parte, conduce, lo dicevamo, la SPV per 2-0. 13:40, giusto? Sì. No, che non si legge, diciamo, benissimo. Ok. 13 minuti e 40 secondi alla fine della prima metà. Partita non facile. Tanto c'è una new entry nelle file dell'SPV, si tratta di Spagnuolo, che ha preso il posto di Cortesi. E anche Mirko Bertolucci ha fatto un cambio, schiera Bigatti al posto di Carrieri. L'attaccante lodigiano l'anno scorso in forze al Roller Matera. Ancora Bigatti, alza la testa, appoggia Pesavento che risale,
poi Pesavento per Bigatti all'angolo, disimpegno ancora sul Pesavento di Bigatti, poi subisce la pressione di Poletti che riparte per i suoi, lancia Cinquini ha difficoltà e Mora esce vittorioso dall'ingaggio, alza e schiaccia e poi spara alta la pallina. Buona l'azione personale di Mora che poi non riesce a tenere bassa la pallina. Ha deviato il portiere, quindi il tiro era preciso evidentemente. Non mi era sembrato. Poletti ha deviato, insomma, un tiro nello specchio. Quindi azione notevole di Oscar Mora, giocatore veloce, dotato di un'ottima fisicità e di una buona tecnica. Tanto Olivieri all'angolo, alza la testa, appoggia Mora nella propria metà pista. Mora discende dalla sinistra, sta affilata diagonale, palo ancora di Mora, il secondo colpito esterno, ancora una volta al palo destro. Prima era un primo palo, ora si tratta di un secondo. E a questo punto Pumas un po' sfortunata fra il palo di Marchetti e quello di Mora, ma comunque viva là davanti, sicuramente più viva che nei primi 5 minuti. Il gol arriverà di sicuro fra breve se continua su questa lunghezza d'onda la squadra di Mirko Bertolucci. Tiro in girata di Mora deviato, c'è una deviazione, lamenta un colpo al volto Poletti e l'arbitro ferma il gioco per sincerarsi della condizione di Poletti, che ha subito forse un rimbalzo della pallina o forse l'inerzia della stecca dopo il tiro dell'attaccante Viareggino. Non l'ho capito bene, forse più la pallina. Olivieri sulla battuta, Bigatti scambia con Mora in discesa e Mora va tu per tu con Poletti che respinge, poi in seconda istanza Mora tira, ma il tiro è deviato. Ancora una volta Poletti ha giocato la pallina da fuori area, doveva essere un ingaggio a 2. Tanto Poletti cerca un filtrante, ma in taglio recupera Olivieri che scambia con Bigatti. Bigatti scende sulla destra, cerca il filtrante per Olivieri che non aggancia. Ancora Poletti, azione personale, va a girare nel retroporta, alza la testa, appoggia alla new entry dell'SPV. Andrò a leggere ora il nome, si tratta di un giovanissimo, è il numero 77 Biancucci. Olivieri all'angolo, scambia nel retroporta con Bigatti attende, poi appoggia a Pesavento all'angolo, marcato dall'ex Cinquini, poi apre con retropassaggio per Mora, sta affilata di Mora alla posizione centrale deviata, ingaggio a 2. Chiede di non forzare Mirko Bertolucci, di non forzare davanti alla coltre di stecche dei giocatori dell'SPV. Chiede ordine quindi di ragionare, fare almeno uno scambio, un dai e vai, e non andare a forzare i tiri che poi possono essere forieri di contropiedi avversari. Tanto Spagnuolo pressato da Bigatti, ancora Spagnuolo si libera di Bigatti sulla sinistra, va alla corte di Mecchini ma fa un ottimo recupero Bigatti dal dietro, molto preciso, ma ancora Spagnuolo. Appoggia a Biancucci, poi Cinquini scheggia la pallina, recupera Pesavento, Mora sulla destra, porta il blocco, Mora lo sfrutta Pesavento, poi appoggia ancora Mora,
e si incrocia Mora con Pesavento, poi c'è questo gioco a due, serie di dai e cambia e di blocchi fra i due. Filtrante di Olivieri per Bigatti, poi Pesavento, è molto alta la difesa della SPV, sta affilata la distanza, può ripartire dunque il tempo dopo la respinta di Poletti. Poteva essere sfruttata meglio questa azione di 2 contro 1. Di parte Poletti, cerca il filtrante, Poletti si stampa sulle stecche della difesa della Pumas, poi la pallina carambola su Bicicchi che prende la traversa dunque di Spagnuolo, non di Bicicchi, di Spagnuolo. Tiro potentissimo, Puma sfortunato, si trattava di una traversa praticamente a portiere battuto, era tutto posizionato dall'altra parte. Thomas Mechini, Pezzini intanto ne è entrato per Pesavento, sfrutta il blocco, Pesavento prosegue sulla destra e poi diagonale al lato, riparte intanto Biancucci che apre per Cortesi, alza la testa Cortesi, trova Vicicchi nel centro pista, poi l'azione difensiva della Puma è spressante e riparte ora con Pezzini. Pezzini cerca Bigatti che non aggancia, tallonato da Spagnuolo che ora va a fare azione di disturbo e subisce fallo, subisce la spinta. Quindi situazione di falli, 3 per la Pumas, 2 per la SPV, 8 minuti e 7 secondi alla fine della prima metà, risultato ancora fermo sul 2-0. Ci sono stati dei tiri, però purtroppo che non hanno preso lo specchio, sono stati deboli. Ci vuole precisione. Chiede precisione nei passaggi e Mirko Bertolucci che è un po' mancata, specialmente anche nelle situazioni di superiorità create dalla Pumas. Cortesi, Spagnuolo, è alta la difesa della Pumas, Bigatti appoggia Pezzini, porta il blocco, poi Bigatti, Pesavento sulla sinistra, Pezzini ancora sulla destra, sfrutta il blocco, fa inversione, scarica a Pesavento in forcing, ancora decide di ragionare passando a Pezzini. È molto chiusa l'SPV, ottima fase difensiva da parte dell'avversario che non raddoppia e non lascia spazi, maglie strettissime. Tanto Pezzini 6 secondi alla fine del possesso e perde la pallina a favore di Cortesi. Cortesi lancia Spagnuolo che non aggancia, velleitario l'apertura. Bigatti, ora Bigatti che ha scambiato con Pesavento, blocco e poi sulla prosecuzione non ci sta il filtrante, quindi Olivieri, ancora Bigatti, Pesavento sfrutta il blocco, continua sulla destra, poi cerca un passaggio al centro per Bigatti che impatta ma risponde Poletti. Bellissimo questo disimpegno di Bigatti a smarcare Pesavento e poi Poletti con il casco. È viva la Pumas ma altrettanto vivo l'estremo difensore dell'SPV.
che ha risposto in 2 occasioni da distanza ravvicinata. Ottimi fraseggi dei ragazzi di Mirko Bertolucci, blocchi o dai e vai che hanno smarcato i compagni da posizione decisamente invitante. Questa volta ci è voluto un superlativo. Poletti, pintato filtrante di Bigatti, ancora troppo sotto porta Olivieri, ma è buona l'azione della Pumas. Era troppo sotto porta per concludere Olivieri. Pezzini si invola sulla destra, va a girare e poi retropassaggio a dare la risposta per il nuovo Carrieri, che scende di prepotenza sulla sinistra, poi ragiona. Ci sarà un time out nelle fine della Pumas. Pesavento in profondità per Carrieri, all'angolo prestato da Cortesi. Carrieri decide dell'azione personale, poi appoggia Bigatti. Bigatti trova sul secondo palo Pezzini, che non riesce a concludere con precisione. Ancora Spagnolo sulla sinistra, poi retropassaggio nella metapista per Cortesi e Biancucci, che perde la pallina a favore di Bigatti. Apertura per Pesavento. Pezzini, Pesavento, finta di tiro, poi cambia gioco per Pezzini nella propria metà pista, lancio a favore di Bigatti che si fa trovare sulla deviazione, per alzare la difesa per Bertolucci, di andare in pressing. Cortesi, Bicicchi per Spagnolo sul lato destro della sponda. Ancora Cortesi cerca il filtrante per Biancucci, deviato. 3 minuti e 45 secondi alla fine del match. Sarebbe interessante, anzi opportuno, chiudere almeno con un accorciamento delle distanze, tanto c'è questo tiro di molto a lato. Pesavento, apertura per Bigatti sulla destra. Bigatti scambia con Carrieri, ancora Bigatti che esce nel retroporta, cerca di beffare Poletti, ma era ben posizionato l'estremo difensore dell'SPV. Pezzini, Pesavento sulla sinistra, ancora Pezzini sulla destra, porta il blocco Pesavento, poi profondità per Carrieri che alza la testa, cerca un compagno libero, lo trova in Pesavento che scambia con Bigatti in discesa velocissima sulla sponda destra, poi è filtrante di Bigatti, è deviato. Carrieri, azione personale, va a girare retroporta e commette fallo a detta dell'arbitro Toti Biancucci con una steccata sulla stecca dell'attaccante della Pumas. Dunque ancora time out per la Pumas. 2 minuti e 39 secondi alla fine del primo tempo. Conduce ancora la SPV per 2-0. Situazione di falli a parità, 3-3. Fatica ancora a trovare le vie del gol, nonostante ora qualche occasione all'attivo da davanti ci sia stata per la Pumas, ma fra pali e imprecisioni nei momenti decisivi non si è ancora riuscito e anche qualche merito di Poletti negli ultimi minuti specialmente, non si è ancora riuscito a bucare la porta avversaria. Partita dunque ostica, tutta in salita sin dai 36 secondi iniziali in cui l'ex Poletti ha bucato Mechini con un siluro dalla distanza in contropiede. Anzi, in contropiede il primo gol
che era già dentro l'area, poi il Siruro alla distanza è arrivato sul 2-0 sempre da parte di Poletti, autore dunque di una doppietta, il nostro ex. Carrieri cerca la percussione, bellissimo il tiro in girata, tocca il portiere e quindi deve ripartire il tempo. Bellissima l'azione personale della formica atomica. Ancora scambio con Bigatti, alza e schiaccia di Bigatti, buono il fraseggio fra i due, l'intesa, ma ancora fa buona guardia Poletti. Poi c'è questo suggerimento sbagliato per Biancucci, va sulla pallina Cinquini che poi la perde a favore di Pesavento che lancia Bigatti, poi cambia tutto Bigatti per Carrieri che si accentra, tiro in girata a lato, bellissimo l'esecuzione, non precisa purtroppo, forse aveva più tempo per ragionare la formica in questa occasione. Tanto Poletti si fa soffiare la pallina da Pesavento, poi fa inversione e si libera dell'avversario, scarica per Pezzini che trova Bigatti in discesa sul secondo palo, non riesce ad impattare in modo decisivo Bigatti, era bellissima la triangolazione da Regina. Molte occasioni create, ora purtroppo poca incisività nella zampata finale o meriti dell'estremo difensore avversario, tant'è, ancora 2-0 per la SPV. Pezzini scambia con Pesavento a centropista, rasoterra molto al lato di Pesavento, poi dai e vai Becchetti Pezzini, Carrieri Pezzini, poi percussione di Carrieri e scarico per Bigatti, Pezzini finta, poi cerca un lob alla disperata, cercando la deviazione di un compagno, era in scadenza il tempo di possesso, riparte Poletti per l'SPV. Ora Poletti va a girare nel retroporta, appoggia a Carrieri alza la testa, sfrutta il blocco, cerca Cinquini sulla posizione del blocco, ma Cinquini è ignaro del passaggio del compagno, recupera Pezzini, poi Pesavento, Poletti, Pezzini, Pesavento pressato da due avversari, poi tiro sul primo palo, fa buona guardia agevolmente Poletti e la sirena dice che può chiudersi qua questa prima metà, partita tutta in salita e molto difficile, conduce per 2-0 l'SPV e noi ci risentiamo per il prosieguo della gara fra 10 minuti.
tutto pronto per ripartire con il secondo tempo. In vantaggio quelli che stasera sono gli ospiti, benché entrambe le squadre giocano in casa, dell'SPV per 2-0. Un break che la Pumas per ora non riesce a recuperare, complice un po' di imprecisione sotto porta, ma anche negli ultimi frangenti di gara anche complici gli interventi di Poletti. Partita quindi durissima, tutta in salita. Bigatti sulla battuta. Ultimi ragguagli. Si sta sistemando alla balaustra Cortesi. Bigatti per Pezzini. Pezzini si invola sulla sinistra. Inversione di Pezzini. Subisce la pressione di Poletti. Poletti in percussione e cerca di beffare sul primo palo Becchini, che fa buona guardia. Tu per tu, subito pericolosa l'SPV dunque, con questo forcing di Poletti, ex Pumas, ex Forte dei Marmi. Poi Jonas Cinquini in percussione, tiene con la pallina contro la balaustra Mora, e quindi ci sarà una rimessa di seconda per l'SPV dal vertice basso dell'area di rigore. Biancucci cambia tutto per Cortesi, incerto nel controllo, va a girare nel suo retroporta, aspetta un compagno libero, poi deve arrendersi all'antigioco. Carrieri serve nel retroporta Bigatti. Bigatti in attesa di un compagno libero. Ancora Bigatti fa possesso nel retroporta, risale, alza la testa, poi all'alto specchio, ma non riesce a inquadrare la porta. Sarebbe un'occasione da sfruttare con maggior precisione. Era tutto solo. Lancio di Cortesi e non riesce nell'anticipo Pezzini, ma poi Totti dice che c'è un fallo commesso da Biancucci ed è il quarto, a 3 falli ancora la Pumas. Indica il giusto punto di battuta l'arbitro Totti di Salerno. Pezzini per Bigatti. Bigatti per Pezzini, porta il blocco Bigatti, poi si invola sulla sinistra, sulla destra e cerca il filtrante Pezzini anticipato. Ancora Bigatti, Pezzini cambia tutto per Mora sulla sinistra, va in forcing Mora, finta di tiro, poi Pezzini gira nel retroporta, alza la testa, guarda se ci sta un compagno libero, poi Bigatti, sta affilata deviata, recupera Mora sulla sinistra. Mora per Bigatti che risale, ancora Mora, lob di Mora a cercare la deviazione di Carrieri che non riesce a concludere, subisce la palla di Cortesi che si impossessa della pallina, lancia in contropiede dei Poletti, poi c'è questo passaggio di Poletti deviato. Pezzini serve Bigatti sulla sponda sinistra, poi Mora risale sempre sulla sinistra, si accentra, sta affilata deviata, recupera Carrieri, fa inversione Carrieri, cerca di liberarsi dall'avversario, poi scarica Bigatti, poi Pezzini per Mora, porta il blocco Pezzini, finta di tiro di Mora, va in forcing e perde l'attimo per tirare, alza e schiaccia da retroporta. Pezzini intanto anticipa e poi serve Mora tutto solo che spara fuori. Poi c'è questo fallo su cui la panchina della Pumas reclama qualche cosa di più ed è il quinto fallo, è occasionissima mancata dal Pumas. Mora che ha sparato fuori la pallina da una distanza ravvicinata, tutto solo.
Pezzini di sponda per Carrieri. Carrieri prosegue sulla destra, ha il tiro e forse ha un po' aspettato, poteva anticipare il tiro che è deviato. La pallina intanto si è impigliata, è discesa al di là della balaustra e ora è stata lanciata in un cul-de-sac imprendibile praticamente sulla rete superiore, quindi tutti senza pallina. Vedremo se ci sarà un altro digradimento per le due squadre. Di solito c'è sempre una pallina migliore delle altre e viene scelta appositamente. E cambio palla comunque. Lancio improvvido del tifoso viareggino che non è riuscito a superare la rete superiore. Mora aspetta la discesa di Bigatti che tira, il tiro è deviato. Mora gli viene via soffiata la pallina, riparte Biancucci che apre sulla sponda opposta per Cortesi. Cortesi è pressato da Carrieri, poi libera Biancucci in contropiede. Biancucci cerca un filtrante per Jonas Cinquini, pallina non facile da controllare, era alta una trentina di centimetri. Pezzini, Carrieri scambia con Bigatti, ancora Carrieri, serie di finte, poi tiro deviato. Pallina che aveva colpito la rete alta, che significa soffitto, la rete in alto. La pallina dovrebbe essere rimessa con un ingaggio a 2 da metà pista. Probabilmente l'arbitro non considera la rete in alto come soffitto, alcuni arbitri invece la considerano tale. Carrieri anzi sulla sinistra va a fermarsi nel retroporta, si smarca, scambia con Bigatti, ancora Bigatti, Carrieri, poi dai e vai con Bigatti che può concludere, non incisivo nella conclusione. Sarebbe opportuno piegare maggiormente le gambe per imprimere a questi tiri ravvicinati. C'è una lotta, l'ultimo sangue fra Pezzini e Poletti che subisce fallo. Carrieri per Poletti, scende in appoggio Jonas Cinquini che poi perde l'aggancio, filtrante di Pezzini a cercare Carrieri, tutto di prima intenzione, nulla di fatto per la Pumas. Poi staffilata di Cortesi molto al lato, imprecisa. Mora porta la pallina sulla sponda sinistra, serie di finte, va a girare nel retroporta, anzi si ferma prima, aspetta la discesa di un compagno, poi appoggia nella propria metà pista a Pezzini ancora, cerca un filtrante per il secondo palo per Bigatti, deviato. Biancucci pressato all'angolo da Bigatti, disimpegna su Cortesi che poi lancia in profondità a Poletti. Poletti va a girare nel retroporta, alza la testa, poi cambia tutto per Cortesi, serie di finte ottime di Cortesi che va in forcing personale e poi da posizione invitante mette la pallina di molto al lato, occasionissima per Cortesi che si mangia quantomeno un tiro nello specchio sicuramente invitante. Poi ancora un fallo commesso dall'SPV che si porta a 7 avvicinandosi pericolosamente al bonus. 3 falli praticamente negli ultimi 2 minuti per l'SPV. Bigatti cambia tutto per Carrieri, discende sulla sinistra Carrieri, va a girare nel retroporta, subisce la pressione di Cinquini, serie di finte.
Poi c'è e c'era stata un'invasione dell'area del portiere ravvisata da Toti. Recupera intanto la pallina Marchetti e poi Bigatti, appoggia a Mora. Mora serve al centro Bigatti che scarica su Carrieri, serie di finte di Carrieri in percussione, cerca Bigatti sul secondo palo, è ottima l'intuizione ma difficile l'aggancio. Ancora Carrieri, Mora di prima intenzione spara alto, forse è deviato, no, pallina alta. Poletti cerca in profondità Cortesi che si aggiusta la pallina, poi tira debolmente per le fortune di Thomas McKinney che è agevole nel controllare il tiro dell'avversario. Tanto Carrieri in percussione, si ferma nel retroporta, scambia con Bigatti, poi prosegue, retropassaggio a dare respiro alla manovra per Marchetti, tiro al lato, Bigatti serve Carrieri, Carrieri cerca di uscire in forcing e poi serve Bigatti che spara, scicca la pallina, era tutto solo e abilitato a un tiro nello specchio, ma ancora non si riesce a trovare lo specchio della porta. Carrieri, Olivieri ne è entrato, scambia con Carrieri nel retroporta, Cola Olivieri, aspetta la discesa di Marchetti in forcing sulla sinistra, tiro è agevole la parata di Poletti. Cinquini a cercare Biancucci, ma fa buona guardia l'imponente giocatore gareggino Olivieri. Mora per Carrieri, ancora Olivieri nel retroporta, cerca un compagno libero, esce, poi subisce la pressione di Biancucci, poi scarica Mora in forcing e tiro ancora centrale di Mora che non rimpiccilisce più di tanto Poletti. Manca la zampata vincente, perché occasioni e uomini liberi al tiro ce ne sono stati, ma non c'è stata quella precisione richiesta per battere Poletti. Gioco da terra intanto dell'SPV. Rimessa di seconda dunque per la Pumas, Carrieri sulla battuta. Mora alza la testa, gioca nella propria metà pista per Marchetti, tackle forcing, consegna a Mora e poi cicca il tiro dalla distanza. Olivieri risale, appoggia a Carrieri all'angolo, pressato fallosamente a detta dell'arbitro da Jonas Cinquini e serie di falli in rapida successione da parte dell'SPV che negli ultimi 7 minuti ha fatto 4 falli. Si avvicina dunque lo spettro del decimo per l'SPV a 15 minuti e 17 secondi dalla fine del match. Ancora secco l'attacco della Pumas, che non riesce a arrivare a un tiro pulito. Diverse occasioni, ma tiri che non hanno impensierito più di tanto Poletti. Marchetti va sulla sinistra, poi tiro sulla ribattuta, risponde Olivieri con grande caparbietà
si crea gli spazi a centro area, fa le cose semplici e insacca per l'1-2 dell'SPV. Ci voleva questo gol del giovanissimo Olivieri. Poletti, tiro al lato, poi Cinquini, ancora Poletti che risale, attende aspetta il blocco, non lo sfrutta, poi Carrieri se ne va sulla sinistra, pressatissimo, scivola, questa volta non dà fallo l'arbitro. Poi Biancucci subisce la pressione di Marchetti e va in antigioco, è alta la difesa della Pumas che costringe all'infrazione dei 10 secondi i cugini dell'SPV, e c'è un time out chiesto dalla panchina dell'SPV. Quindi accorcia finalmente le distanze con Olivieri la Pumas, che per quanto viva all'avanti non ha mai trovato la via del tiro preciso e pulito necessaria per battere Poletti. Ma finalmente ci ha pensato Olivieri con una buona esecuzione, pallina recuperata a centro area, un movimento smarcante che lo ha liberato per il tiro dell'1-2. Ha dimostrato Olivieri anche sangue freddo in occasione del tiro, non ha tirato affrettatamente, ma ha tirato quando era in posizione ottimale per rubare il tempo a Poletti. Quindi anche una prova di testa, direi. Tanto c'è questo 2 contro 1, anzi 2 contro 2, rientra Marchetti che si aggiustava il guanto. Si possessa la pallina Olivieri, deviata da Cortesi, peccato, poteva fare qualcosa di meglio il giocatore viareggino. Poletti giravolta e poi prosegue sulla destra in velocità, cerca l'azione personale, dice no alla sua percussione Pesavento. Marchetti di sponda per Olivieri, poi Olivieri a cercare Pesavento nel retroporta, poi Olivieri di sponda per Oscar Mora, porta il blocco Marchetti, poi prosegue ma anticipa troppo il tiro. Mora deve attendere un secondo di più. Sui blocchi bisogna attendere un secondo di più affinché il compagno possa proseguire a rete. È importante rispettare i tempi giusti. Poi alza e schiaccia di Mora. Poi atterrato fallosamente Spagnuolo da Olivieri. 13 minuti e 18 secondi alla fine del match. 2-1 per la SPV. Poletti in profondità, anzi il tiro passaggio deviato, poi in possesso della pallina Cortesi, va a girare nel retroporta di sponda per Spagnuolo. Spagnuolo sfrutta il blocco, poi sta affilata dalla distanza insidiosa, rinvia col guantone Mechini. Poi c'è questo fallo di Oscar Mora, si porta a 6 falli la Pumas contro gli 8 sin qua combinati alla formazione dell'SPV. Cortesi per Poletti. Poletti impegna una difficile parata, Mechini che risponde col guantone, dotato, lo sappiamo, di un ottimo tiro l'ex Pumas. Ancora cerca il tiro da distanza deviato Poletti, poi Marchetti
in pressing su di lui Cinquini, poi lancio per Pesavento che ci incisa con la pallina, poi cambia tutto per Mora sulla sinistra, decide di ragionare Mora e mettere ordine, appoggia a Pesavento, Pesavento alza la testa, trova Olivieri nel retroporta, vedremo se ci sarà un gioco a due Olivieri-Pesavento, ma sì, nel retroporta riceve pallina Pesavento, poi percussione in forcing di Marchetti che serve Olivieri che poi cade, sarà rimessa a 2 per trattenuta del portiere, credo. Ingaggio a 2. Pesavento perde la pallina a favore di Spagnuolo, alza la testa Spagnuolo in cerca di un compagno, anticipa il suggerimento Marchetti, poi Olivieri all'angolo, fa inversione, appoggia Pesavento che risale, poi nella propria metà pista Oscar Mora sforza il tiro, carica ed è buono il tiro, ma sulla a centro area nell'atto di smarcarsi a detta di l'arbitro Toti, Olivieri conquista un rigore importantissimo, praticamente man of the match Olivieri, rete dell'1-2 e poi rigore conquistato con il sangue a centro area. Tanto c'è un warning a Mister Martini per protesta. Sulla battuta Mora è importantissima questa occasione per portarsi sulla parità. Mora contro Poletti. E il rigore buca imparabilmente Poletti dalla parte del guantone per il insperato sin qua pareggio di 2-2. Finalmente la Pumas trova un tiro pulito e deciso, come poche volte ha fatto in questo match. Lo trova con il rigore, speriamo lo trovi anche sugli sviluppi di questi ultimi 11 minuti e 39 secondi per portare a casa questi 3 punti e stare attaccati alla classifica. Poletti non trova soluzioni, non trova compagni liberi, fa possesso, sfrutta il blocco, poi è chiuso dalla difesa viareggina, riparte Marchetti, cerca il filtrante, deviato da Spagnolo con il pattino, cambia tutto per Mora. C'è intanto un time out chiesto dalla panchina dell'SPV, poi lancio a smarcare Olivieri che non aggancia, poi recupera la pallina all'angolo Spagnuolo, alza la testa, cerca un compagno in profondità ma trova Oscar Mora che poi viene pressato, poi tiene la pallina contro la balaustra e sarà dunque rimessa di seconda per l'SPV. E time out per l'SPV. La Pumas dunque ristabilisce la parità con grande fatica dopo molte occasioni sprecate, grazie a un rigore conquistato a centro area da Olivieri. Dicevamo man of the match, autore del primo gol, e poi si guadagna il rigore. Così come man of the match per la SPV è stato Poletti, autore di una doppietta. La sirena dice che i portieri possono rientrare e la seconda ci riporterà dritti in gara per questi ultimi 10 minuti e 50 secondi, tutti da giocare per cercare di portarsi a casa i 3 punti. Poletti sfrutta il blocco,
alza la testa in cerca di un compagno, scambia in dai e vai con Cinquini, poi subisce fallo. Pumas che si porta a 7 falli, recupera quasi recuperato il distacco con l'SPV. Warning per Marchetti intanto. Tutto pronto per ripartire, Spagnolo sulla battuta. Poletti cerca un bellissimo suggerimento per la deviazione di Jonas Cinquini al limite dell'area, bellissima questo passaggio accompagnato. Poi Olivieri all'angolo, chiuso da Spagnolo, fa sportellate con Cinquini, poi disimpegna su Oscar Mora. Oscar Mora alla balaustra, pressato fallosamente da Poletti. E il nono fallo, aleggia lo spettro del 10° fallo per l'SPV. Mora per Pesavento che si allunga, impreciso il passaggio. È impreciso il passaggio di Mora, poi disimpegno di Cortesi per Poletti all'angolo, serie di finte, la pallina resta lì e Pesavento lancia Olivieri che a sua volta scambia con Marchetti, decide di ragionare, non ci sono soluzioni per Marchetti, poi Pesavento, Marchetti nella propria metà pista per Oscar Mora. Spagnolo di sponda dove nessuno dei suoi è presente, riparte Mora. Olivieri cambia tutto sulla destra per Marchetti. Mora sulla sinistra. Marchetti certo nel controllo, poi sbaglia l'appoggio. Cortesi intanto riparte ma non riesce a concludere. Mora lancia Olivieri. Olivieri marca Poletti in discesa dalla sinistra e non riesce Marchetti, scusate, in discesa dalla sinistra, non riesce a concludere con precisione, pallina deviata. Si poteva fare qualcosa di meglio anche lì, più cattiveria in queste discese, più cattiveria nella conclusione. Marchetti sfrutta il blocco, prosegue sulla sinistra, diagonale, deviato. Cortesi cerca di giocare di sponda ma non riesce, poi sbaglia l'appoggio a una mano con sufficienza Marchetti. Non bisogna evitare questi passaggi che sono forieri di pericolosissimi contropiedi. C'è stato infatti un tiro respinto ora da Mechini. Serie di finte per Pezzini. Pesavento cambia per Poletti sulla destra, Poletti in profondità per Olivieri, poi Pezzini nel retroporta, aspetta la discesa di un compagno, retropassaggio lunghissimo per Marchetti, sta affilata, respinta con il casco. Il tiro era andato alto a giudizio dell'arbitro Toti. 7 minuti e 45 secondi alla fine del match, risultato fermo sul 2-2. Partita accesa, a 9 falli l'SPV, a 7 ancora la Pumas. 7,45 giusto? 9 a 7 falli? Vedremo se deciderà il tutto per tutto la Pumas per stare attaccata alla classifica, quantomeno sperare in uno scivolone presumibilmente
quello che si può sperare è quello col Prato da parte dei cugini del Camaiore, ma difficile perché anche lì la disparità di forze in campo è netta e è un po' ormai segnato l'andamento del giro a favore del Camaiore, l'andamento di questo girone di Coppa Italia, ma la speranza è l'ultima a morire e ci sono ancora 7 minuti e 45 secondi da giocare per portare a casa i 3 punti. Poletti filtrante per Biancucci che non aggancia, poi va a impossessarsi la pallina, fa interdizione Pesavento che si libera di Biancucci, apre per Pezzini sulla sinistra, si accentra e scambia con Marchetti sulla destra, porta il blocco, Marchetti cambia tutto sulla sinistra per Pesavento, finta di Marchetti che si ne va sulla sinistra, appoggia in profondità a Olivieri che scambia con lo stesso Marchetti, risale, poi si dirige nella propria metà pista, la pallina con Pezzini, Pesavento, infrazione di 5 secondi abbastanza ingenua da parte dei ragazzi di Mirko Bertolucci, anticipa la pallina Pezzini, poi scambia con Marchetti, Olivieri, 6 minuti e 40 secondi. Olivieri, retropassaggio di sponda per Marchetti, Marchetti sfrutta il blocco, finta di tiro, poi decide di ragionare, hai Pertugio forse adesso e cicca la pallina su questa conclusione di rovescio. Intanto Pezzini, Marchetti non sfrutta il blocco, Marchetti prosegue sulla destra, va in forcing, va a girare retroporta e fa molto possesso, cerca il filtrante improbabile per Olivieri anticipato da Biancucci, poi Olivieri cade e scivola e rimedia un fallo per simulazione, era quantomeno autonomamente scivolato, non era sicuramente un fallo, ma era scivolato. La pista poi sappiamo che è un fondo molto difficile questo, dove la perdita di aderenza è naturale. Warning per Bertolucci intanto, decisione abbastanza forse compensatoria per l'arbitro che si è accorto di aver usato mano pesante nei confronti dell'SPV e compensa con questa che era una semplice scivolata in aria del tutto involontaria di Olivieri. Del resto il fondo è molto scivoloso, è una condizione che andrebbe valutata per tarare le misure dell'arbitraggio, ma tant'è. Tanto se ne va a Spagnuolo in contropiede e c'è uno sgambetto ravvisato da Toti, decisione tutto sommato giusta e inequivocabile. Poletti si presenta sulla battuta per il tiro del potenziale 3-2 che potrebbe cambiare molte cose. Comunque ci sarà una superiorità numerica, partita sicuramente in salita a questo punto, anche nell'ottica dei 3 punti per la Pumas. Vedremo se deciderà per un breve avanzamento e tiro o per un tiro immediato. Presumo un avanzamento e tiro, sì. Fuori Poletti per la fortuna di Mechini. Quindi 2 minuti di inferiorità numerica. Spagnuolo, Cortesi, a triangolo la formazione di Mirko Bertolucci. Deviazione, pallina alta. Rimessa di seconda dal vertice basso per la deviazione. Spagnuolo, Cortesi. Ancora scambia con Spagnuolo che tira pericolosamente
e aveva una coltre di giocatori davanti alla visuale McKinney, ma tiro al lato. Pesavento lancia Olivieri che non si fa trovare in linea di passaggio. Spagnolo Poletti, Spagnolo fa possesso Cortesi per disorientare la difesa Regina della Pumas, poi risponde al tiro McKinney con agilità. Quattro minuti e 23 alla fine del match. Pesavento per McKinney, per Pezzini, scusate. Olivieri va a fare possesso all'angolo, si porta via due avversari, cerca la percussione, riparte Biancucci. Poletti, Spagnolo, cerca un filtrante per Biancucci, intuisce Olivieri. E c'è un blu per Poletti, non sono riuscito a vedere se c'era contatto, quindi ghiotta occasione del potenziale vantaggio per la Pumas. Poi c'è sempre lo spettro del nono fallo, del 10° fallo che aleggia a discapito dell'SPV. Fasi cruciali dunque a 3 minuti e 56 secondi dalla fine del match. Occasionissima per lo specialista Pezzini. Tiro di prima intenzione, palo a giudicare dal rumore, palo interno alla destra, alla sinistra di Poletti. Quindi c'è un 3 contro 3 momentaneo, ci sono due espulsioni per squadra. Bisogna fare attenzione perché sfuggire in contropiede con il 3 contro 3 è molto facile. Poi ora è ristabilita la superiorità, il numero di giocatori per la Pumas, che ora attacca in superiorità numerica. Questo bellissimo tiro a smarcare Olivieri, grandi passaggi di Pesavento, poi commette il nono fallo la Pumas. Si lamenta di questo ingenuo fallo Mirko Bertolucci di Olivieri. In anticipo Pezzini, cambia tutto per Pesavento, appoggia Marchetti, poi ancora Pesavento. Marchetti controlla la pallina, tiro deviato, pallina schizza alta, poi ancora Marchetti, cambia per Pesavento, porta il blocco Pesavento e poi sta affilata respinta da Poletti con il corpo. Lancio di Biancucci dove nessuno dei suoi fa giustamente per prendere fiato e tempo. Riparte Pesavento, ancora una trentina di secondi di superiorità numerica da giocare per la Pumas. Lamentano un blocco irregolare della Pumas, della SPV, e scorrono i secondi. Marchetti, 10 secondi alla fine della superiorità numerica, e poi c'è questo raso terra insidioso di sprint da Poletti. Ancora Pesavento cerca sul secondo palo, Olivieri anticipa la Poletti, ristabilita la parità numerica, rimessa a 2 per la palla contesa alla balaustra. 1 minuto e 52 secondi alla fine del match, 2-2. Sarebbe opportuno rimanere attaccati alla classifica, portare a casa questi 3 punti. 9 falli per squadra,
quindi situazione in bilico per ambedue le squadre, tensione altissima. Marchetti si gira e cambia tutto per Pesavento, chiede di giocarla bassa Marchetti, ma poi riceve la pallina nella propria metà pista, poi sbarca Pesavento in profondità. Pesavento si gira e suggerisce a Pezzini, si fatica a trovare la via del tiro, è molto lontana dallo specchio della porta la Pumas. Forcing di Marchetti, serie di finte, poi appoggia a Pesavento. Siamo allo scadere, c'è una conclusione debole. Poi c'è questo lancio intercettato ottimamente da Olivieri, autore di una grande gara sia in fase offensiva che difensiva. Pesavento apre per Pezzini, 52 secondi alla fine del match, 2-2, 9 falli per squadra. Diagonale, sassata in diagonale di Pesavento, molto allato, aveva pochissimo specchio utile. Pezzini in forcing, appoggia a Marchetti, finta di Marchetti, poi scivola, si possessa la pallina e poi scivola Poletti. Marchetti, 27 secondi alla fine del match, in forcing Marchetti, raso terra, interdetto da Poletti. Jonas Cinquini intanto imposta per i suoi, 15 secondi, poi c'è questa deviazione e foriera della percussione di Pezzini che cincischia con la pallina e poi cicca la pallina a centro area Pesavento e non riesce a concludere la rete questa ghiotta occasione. La stanchezza probabilmente ha giocato un brutto tiro a Pesavento, che non era, si è un po' trovato anche in controtempo, non è riuscito a concludere con la decisa dovuta incisività. È comunque un leitmotiv di questa partita, troppe palline sciccate da distanza ravvicinata, o per passaggi sbagliati o per impreparazione al tiro, ma in queste fasi concitate era decisamente giustificato. Pesavento stanchissimo all'ultimo secondo, peccato, ma bella partita e risultato tutto sommato giusto per una SPV che ha dimostrato tutt'altro lato di sé questa sera rispetto all'andata, imponendosi per buona parte della gara, poi cedendo alle percussioni dei ragazzi di Mirko Bertolucci. Ma bella gara, intensa e giocata fino all'ultimo secondo, quindi un punto solo stasera e è praticamente difficile a questo punto sperare di un passaggio nel girone. Gli ultimi saluti di rito Hai fatto già? I warning sono tutti? e i ragazzi della Pumas Ancora salutano i propri beniamini. Intanto mi comunicano dalla regia che il Camaiore ha vinto 5-1 con il Prato e quindi allunga ulteriormente le distanze, si fa imprendibile per in questo girone che ormai vede il passaggio del turno quasi matematicamente per i ragazzi di Mister Orlandi. Io sono Paolo Lazzarini, alla regia Luis Carrieri. Può chiudersi qua questo Pumas SPV. Buon occhio a tutti, ci risentiamo alla prossima gara casalinga.